Allora, tanto noi stavamo chiacchierando un po' sempre del problema di cui accennava prima la vicepresidente, vediamo i messaggi che dopo dicono sono altri spettatori che non li leggiamo. Si può dire che giù a Roma qualcuno si fa bello con i soldi di altri? Pensate il Veneto a quanto contribuisce, a quanti soldi vanno là. Col fatto che non voto da una vita il Presidente del Consiglio hanno abolito le elezioni, ma quando sono le prossime non me lo ricordo veramente. È un tema. È un tema. Infatti questo è un problema di rappresentatività. Anche se mi permetto di dire, e io che sono di centrodestra lo dico in maniera convinta, è che ci vuole una rappresentanza anche nell'ambito di centrodestra. Cioè abbiamo bisogno, oltre al fatto che non si riesce più a votare, mi piacerebbe anche avere a livello nazionale delle figure di riferimento stabili, serie, con leadership. In questo momento storico veramente c'è tanta confusione ed è difficile riuscire ad individuare persone che riescano in qualche modo anche a farsi sentire, ad avere anche quel carisma per riuscire a portare avanti idee e programmi. Quindi non solo difficoltà nel voto, ma anche difficoltà nell'individuare in questo momento storico dove abbiamo bisogno veramente di riferimenti. Infatti questo forse è un altro elemento importantissimo purtroppo. A questo livello, prima stavo facendo una domanda, poi sono arrivati altri messaggi e mi sono dimenticata di riporla, proprio per precisare, perché c'è stata anche chiesta ai nostri telespettatori, le province che fine hanno fatto e quindi che cosa sono adesso, a questo punto siamo, perché poi là ci allacciamo alla città metropolitana che è un altro argomento caldo adesso. Ecco, la provincia era questo ente intermedio, previsto anche in Costituzione, che esercitava una serie di funzioni, di competenze che andavano e che vanno, oserei dire, dal trasporto alla viabilità, quindi le strade, all'edilizia scolastica, al settore lavoro, all'ambiente, oltre al turismo, oltre alla cultura, sport, caccia. Quindi le competenze erano tante. Che cosa faceva la provincia? Svolgeva comunque un'attività importante sul territorio perché faceva anche un po' da coordinamento, cioè dava dei servizi che non miravano il singolo comune, ma un'area di riferimento. Allora, si è visto nella provincia un ente inutile, in qualche modo da eliminare perché si riteneva non in grado di dare dei servizi. Come dicevo prima, sicuramente andava rivisto, ridimensionato, però è necessario un ente di area vasta che riesca comunque a coordinare dei territori, perché ci sono delle materie come la viabilità, come i trasporti, come l'ambiente, come il lavoro, che richiedono una dimensione che vada oltre il comune, ma che vede la regione troppo lontana. Ed è questo ente intermedio. Adesso la provincia in questo anno e mezzo di cambiamento, di trasformazione, dove una parte delle competenze in realtà sono state trasferite alla regione, o meglio è stato trasferito il personale, ma la funzione continua ad essere svolta ancora dalla provincia. In questo anno e mezzo una parte del personale provinciale se n'è andata presso altri enti, soprattutto comuni. In questo anno e mezzo ci sono stati anche dei pensionamenti che hanno reso anche difficile dare dei servizi, perché se c'è il personale che va in pensione non si riesce in qualche modo a sostituire, per cui ecco la difficoltà anche nel continuare a dare i servizi che si davano prima. Sto pensando al settore lavoro, al centro per l'impiego, dove hai pochissima gente, ce ne vorrebbe molta di più per dare un servizio così importante. La classe politica, voi sapete, il Presidente e i consiglieri provinciali come la sottoscritta, consiglieri provinciali che prima erano assessori, adesso si chiamano consiglieri, non prendono assolutamente niente, nessuna indennità, neanche rimborso delle spese e continuano a dare un servizio. Uno lo fa con passione perché ci crede, è una bellissima esperienza, io sono contenta di questo, lì forse è stato il risparmio. Poi per il resto le funzioni continuano ad essere date, in attesa di capire se le prende la Regione, se, e come? Esattamente, se continuiamo come provincia a darla. Ecco, c'è questa situazione un po' di in trasformazione dove cerchiamo in qualche modo di continuare a dare dei servizi. Vedo appunto nel settore lavoro, centro per l'impiego, con diminuzione di personale, cerchiamo lo stesso di organizzarci in maniera diversa per poter dare comunque dei servizi ai cittadini, perché poi questa è la nostra missione, continuare a dare dei servizi ai nostri cittadini. Mi ricordo della sua eccellente attività durante il periodo dell'alluvione, ma bisogna essere un po' più spregiudicati e agire a beneficio dei propri cittadini.
è che ad essere spregiudicati, no, ringrazio intanto ecco, per il riconoscimento dell'attività che ho svolto. Diciamo che questo credo risponde. Vado in Sì. vacanza al sud e vi garantisco che per tutti i mesi estivi i comuni sono sempre in festa con manifestazioni e sagre ed eventi, verissimo. Ma chi gli dà i soldi per farli? Eppure i nostri comuni non hanno niente da invidiare a quelli del sud, da Mestre. Ecco, quando infatti mi riaggancio a questo, quando si dice infatti ma vengono dati soldi pubblici per le sagre, ecco, non è tanto per i comuni veneti, ecco, no, giusto per dire. In realtà servono anche le sagre e le manifestazioni, no, perché fanno eventi folklore e vivo turismo, certo. E abbiamo modi diversi anche di spendere e ha perfettamente ragione questa telespettatrice o telespettatore da Mestre. Esatto. E il più spregiudicate cosa? Ecco, ad essere più spregiudicati, in realtà voi sapete che noi siamo sottoposti a controlli per cui la Corte dei Conti, la magistratura giustamente ci controlla e siamo vincolati nella nostra azione. Se per spregiudicato intendiamo metterci più cuore, più passione, più coraggio e oserei dire anche un'interpretazione, se vogliamo, anche delle disposizioni più estensive, in modo tale da cercare di dare l'aiuto al cittadino il più possibile, che riesca insomma ad arrivare all'obiettivo, sì. Spregiudicato nel senso di magari non stare troppo attenti alle norme, vi dico, insomma, un amministratore pubblico risponde, ecco, penalmente, civilmente, da un punto di vista amministrativo, erariale, quindi... Infatti no, ma forse noi rispetto al resto dell'Italia siamo sempre un po' più ligi, più rispettosi, più attenti, più timorosi. D'altre parti, appunto, come dice lei, sono più partecipi all'andamento delle cose, osano di più oppure buttano più in là. Però noi abbiamo una Corte dei Conti sia veneta e anche lombarda, perché ogni regione ha la sua Corte dei Conti, che è particolarmente ligia, rigorosa, fiscale, quindi ci sono anche... non dico metri diversi, però ci sono anche approcci diversi da regione a regione. Quindi anche questo vuol dire nell'azione degli amministratori locali. Questo infatti va precisato, perché il discorso della Corte dei Conti regionale condiziona determinati sistemi. E io dico che fa bene perché è giusto controllare il nostro operato, è giusto che si sappia come si spendono i soldi, è giusto che le cose vengano fatte in maniera corretta. E dopodiché però noi le vediamo le differenze appunto di approccio tra una Corte dei Conti del Veneto e una siciliana. Chiaro. Allora, dalle province si è parlato tanto di macroregione, poi si è fermato lì, non si comprende più, i cittadini veramente non capiscono più che cosa serve, che cos'è un ulteriore. Alla fine se ne è ritornato all'argomento con la città metropolitana di Venezia, ma che fine ha fatto? Che cos'è questa macroregione? Io parto dal presupposto che l'Italia dovrebbe essere uno Stato con all'interno una serie di regioni che hanno autonomia. Io sono per uno Stato federale da sempre, per formazione giuridica, perché penso che riconoscere ai territori la responsabilità significa anche avere poi dei servizi di qualità. Sono per il regionalismo, cioè vedrei la Regione Veneto come una regione con più poteri che gestisce il proprio territorio. Si sta andando proprio in direzione opposta, cioè verso il centralismo. Quindi a me sinceramente... Però c'è una chance per ritornare a parlare di macroregione di fatto? Allora... una chance ben precisa, con un ruolo importante per i consigli per i comuni. Allora, a livello nazionale il dibattito sta andando verso il centralismo da una parte, cioè nel fatto di accentrare tutto su Roma e controllare da lì. Allora, se noi avessimo uno Stato efficiente, mi verrebbe da dire, vabbè, se il centralismo significa per noi dei servizi che funzionano sul territorio, nulla question, cioè va benissimo. Ma siccome conosciamo lo Stato italiano, che comunque è farraginoso, che comunque è bizantino nelle sue pratiche, nelle sue procedure, allora mi viene da dire è meglio riconoscere la responsabilità dei territori e avere delle realtà regionali che gestiscano, cosa che non sta succedendo. L'altro dibattito che è in corso è per l'istituzione delle macroregioni, quindi non individuare una singola regione, ma valutare un territorio più ampio che comprende più regioni, dove quindi c'è una gestione, una governance che riguarda più territori. Potremmo pensare al Friuli, al Veneto e al Trentino Alto Adige, e se questo per noi volesse dire
passare uno statuto come hanno appunto il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, per cui diventiamo anche noi regione a statuto speciale, voi capirete che saremo ben felici di diventare una macro regione con queste caratteristiche. È che io non so quanto gli altri siano disponibili a condividere i loro privilegi con noi veneti. Però rischiano di perdere i loro privilegi, perché questo rischio c'è, quindi magari facciamo magari mi verrebbe da dire magari, perché i privilegi che continuano ad avere le regioni a statuto speciale sono anacronistici, sono proprio fuori tempo. Il problema è il discorso che si faceva prima, poi a livello centrale riescono comunque determinate regioni a far valere comunque i loro interessi, fanno bene, perché mi viene da dire questo fanno bene, per cui è impossibile riuscire a fare dei ragionamenti per cui certi privilegi li riesci a togliere, è impossibile. Allora io dico, ma Veneto, o ci poniamo sullo stesso piano delle altre regioni a statuto speciale, facciamo una macro regione, se non cerchiamo in qualche modo comunque come regione di far valere le nostre istanze a livello nazionale. È solo un problema di carattere nazionale, di farsi accettare, oppure secondo lei entrano in gioco anche interessi europei? Un attimo solo, penso che molta colpa ce l'abbiamo anche noi cittadini, stiamo troppo passivi, pensiamo che non serva protestare, ma non è così. Lei è brava e molti la stimano, io per primo, ma poi andiamo al bar a protestare. Perché soprattutto i veneti... Aspetti un secondo, carissimo signor sindaco, signora sindaca, sono un'appartenente alle forze dell'ordine, nell'anno dell'alluvione sono stata al suo fianco a quello dei sindaci di Bovolenta e Polverara. Quanta umanità da parte vostra, se ci fosse a livello governativo l'Italia avrebbe un percorso migliore, sempre avanti così. Che gentili, che gentili. A 6 anni di distanza, perché ormai correva l'anno 2010, ormai siamo nel 2016, però ecco, mi fa piacere che le persone ricordino ancora, sì, perché poi si tende a ricordare gli aspetti negativi e quindi vedere, ecco, quindi ringrazio di cuore anche per questo, insomma, perlomeno l'impegno viene in qualche modo. Ecco. Tornando invece al messaggio un po' di prima, anzi facciamolo rivedere dalla regia perché intanto ne arrivano continuamente e noi ci confondiamo, vediamo se la regia riesce a mettere in onda il messaggio precedente all'ultimo. Eccolo qua, penso che molta colpa ce l'abbiamo anche noi cittadini, ecco, è troppo passivi, e questo si collega anche al discorso di autonomia che si è tentato più volte, di indipendenza, di macro regione, c'è forse poca voglia di fare da parte dei cittadini, essere i primi artefici di qualche cosa, di supportare le rappresentanze, perché le dice noi non battiamo battiamo i pugni sul tavolo sufficientemente a Roma, noi veneti siamo un po' più, lavoriamo a testa bassa e non guardiamo a certe cose, ma può essere che non sia anche il fatto che i cittadini stessi non danno un supporto forte, non partecipano, oppure no, lei riscontra, perché lei poi che rappresenta, che vive il territorio come sindaco. Sì, io penso che un po' sia per il fatto che soprattutto il popolo veneto, cioè chi abita questa regione, è abituato a magari mugugnare, però fare, per cui al di là di quello che succede a livello nazionale, vabbè, magari si borbotta, però alla fine il Veneto va sempre avanti perché cerca di trovare una soluzione, perché se anche lo Stato non è presente, mi sembra in qualche modo, il Veneto è così. Io l'ho visto, giusto per ritornare all'alluvione, magari si è protestato tanto, però alla fine la gente si è data da fare, si è ripulita le case, non è che ha aspettato che lo Stato arrivasse a ripulirgli la casa, giusto per fare un esempio. In altre parti d'Italia non è proprio così, magari aspettano a braccia conserte, qua non è proprio il caso. Quindi un po' mi viene da dire è una caratteristica veneta. Dall'altro lato mi viene anche da dire un'altra cosa, che io vedo sempre di più la gente disinteressata, schifata, ecco, forse il termine esatto è schifata, dalla politica, da quello che succede presso le istituzioni, soprattutto a livello magari nazionale, per cui c'è questo senso di distacco, di lontananza, sembrano cose che che interessano relativamente i cittadini, che magari anche danno un senso di amarezza, per cui le si tiene lontane. In realtà il cittadino si dovrebbe riappropriare proprio per non permettere che altri possano avere in mano la gestione e fare quello che vogliono. A questo proposito, abbiamo ancora un minuto, poi so che incombe la pubblicità. La città metropolitana invece, perché abbiamo parlato di macro regione come nuova, qualcosa di ideale da realizzare, che però bisogna vedere tutte le procedure, perché adesso sono state avanzate altre proposte, quindi consigli comunali che dovrebbero raccogliere un determinato numero di adesioni e quindi una possibilità c'è. Ma intanto realisticamente sono state indette le città metropolitane, funzionano, esistono, cosa fanno?
Anche qui processo abbastanza travagliato, quella della costituzione della città metropolitana, e lì è l'Europa che ci condiziona. Nel senso che per i prossimi anni l'Europa, e per Europa intendo le istituzioni europee che in qualche modo gestiscono il denaro che arriva dagli stati facenti parte dell'Unione, queste istituzioni hanno deciso che nei prossimi anni i soldi devono essere indirizzati a aree vaste, intese come città metropolitane. Cioè, quindi ha detto l'Europa città metropolitana. Ha detto l'Europa città metropolitana. Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Questo per dire come in realtà noi magari sentiamo l'Europa lontana, in realtà ci condiziona nella vita di tutti i giorni in maniera considerevole. Ce ne rendiamo conto. E adesso i flussi di denaro appunto in qualche modo vengono a condizionare anche le nostre istituzioni, cioè come noi ci dobbiamo organizzare a livello istituzionale per dare dei servizi alla stessa Europa che lo sta decidendo. Quindi anche i comuni, la vita dei comuni potrebbe essere condizionata dall'esistenza efficace o meno di una città metropolitana. Certo che sì, perché noi partiamo da un presupposto: chi ha i soldi e li gestisce, decide per gli altri. Cioè questa è un dato amaro, che vale sempre. Però funziona sempre così. Infatti. E condiziona gli altri. Allora anche là è un po' una questione di rappresentanza a livello europeo, di chi andiamo anche a rappresentare, anche se penso che riuscire in qualche modo ad influenzare, ad interferire a livello europeo non è così semplice. Cioè non abbiamo una buona rappresentanza a questo punto, valida, efficace. Non solo, ma secondo me ci sono comunque degli interessi anche lì talmente alti che il singolo, non so, mi viene in mente parlamentare europeo, non so quanto riesca poi alla fine ad incidere sulle politiche europee. Comunque noi Italia non siamo tanto forti, l'abbiamo visto dalle cose più banali e importanti. C'era il discorso del made in, che era una cosa scontata, visto che avevamo il nostro semestre, potevamo forse forzare, ma non è stato così, quindi non siamo forse molto penetranti da questo punto di vista, ai noi. Prima di andare in pubblicità leggiamo l'ultimo messaggio che è arrivato, che così dopo vediamo di rispondere. Noi veneti stiamo zitti, ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo. A volte con questo stare zitti ci tiriamo la zappa sui piedi. I furbi ci sono ovunque, ma al sud c'è grande concentrazione e sono molto bravi a comunicare. Ah, questo senza ombra di dubbio. Questo senza ombra di dubbio. C'è purtroppo un dato di fatto. Pubblicità, poi torniamo insieme.